circa 1 grado sotto zero, nevica adesso di nuovo in maniera molto moderata, bei fiocchi, circa 30 cm di neve al suolo, continua e dovrebbe continuare fino in prima serata. Neve sul Grappa, prealpi imbiancate, pioggia in pianura e forti raffiche di vento. Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, 35 nella sola provincia di Treviso, tra auto rimaste bloccate nella neve, alberi e rami spezzati, recinzioni abbattute. Nella domenica dell'Immacolata il maltempo anticipato dall'allerta gialla diramata dalla regione si è abbattuto con particolare intensità sulle province di Padova, Rovigo e Venezia, tanto da costringere a sollevare il Mose per salvare la città dall'acqua alta. Le paratoie mobili si sono alzate prima dell'arrivo del picco massimo di marea, che nella laguna interna è rimasta così intorno agli 80 centimetri. Sulla terraferma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere rami e piante pericolanti, ma anche per danni causati dall'acqua. La neve più copiosa è caduta sull'altopiano di Asiago, ben 45 centimetri, sul massiccio del Grappa, sulle prealpi veronesi, meno intense le precipitazioni sulle Dolomiti. Spazzaneve in funzione, inevitabile che soprattutto in collina qualcuno rimanesse bloccato con l'auto, come è successo a Pian delle Femmine tra Revine e Limana in piena notte. 2 ragazzi non sono più riusciti a procedere con la loro vettura e sono stati tratti in salvo dai pompieri. A Fregona, strada del Pizzoc chiusa in via precauzionale. Il timore è che il manto stradale ghiacci, diventando ancora più pericoloso. L'appello è quello di non avventurarsi in collina o in montagna se non adeguatamente attrezzati.